È un premio importante perché festeggia 20 anni il premio CSR sulla sostenibilità, che riguarda il mondo dell'impresa, dalle grandi alle piccole. Hanno partecipato a questo premio 22 imprese tra Treviso e Belluno e una commissione ha scelto le imprese per poterle premiare, che hanno dato ovviamente delle referenzialità e delle capacità di innovazione, di ricerca e di sviluppo. E il mondo della scuola, che è il premio che noi da 2 anni abbiniamo, in modo tale che ci sia anche un collegamento tra il mondo dell'impresa e il mondo della scuola, dove hanno partecipato sia gli istituti di Treviso che di Belluno, dove i ragazzi hanno svolto i loro compiti nel tema della sostenibilità e della rigenerazione. Questo serve a far cosa? Serve per i ragazzi giovani a educarli, tra virgolette, e a seminare che quando un domani avranno delle responsabilità e saranno imprenditori o collaboratori di aziende, mettano in pratica quello che hanno imparato a scuola, ossia conservare l'ambiente, la rigenerazione urbana, la rigenerazione nel contesto attuale che vede tutta l'economia, si può dire, impegnata su questa tematica. E dall'altra parte invece le imprese cosa fanno per la sostenibilità? Abbiamo delle imprese che hanno recuperato, tra virgolette recuperato, hanno sfruttato dei materiali per costruire degli occhiali con nuove tecnologie, solo per citarne uno, ma abbiamo anche un'impresa che è stata premiata proprio per la sua ricerca dal Presidente della Repubblica pochi giorni fa, quindi un premio molto importante ricevuto al Quirinale. Il premio è in denaro e quindi è anche motivo, credo, di soddisfazione sia per le scuole che anche per le imprese avere un riscontro economico da questo premio, quindi non solo la targhetta. È cosa nota che il mondo delle imprese in questo periodo storico vive qualche difficoltà. Secondo lei questo premio e l'esempio di queste imprese può essere motivo di speranza per chi magari sta navigando in acque un pochino più turbolente? Ma le difficoltà ci sono quotidianamente nel mondo dell'impresa perché c'è la concorrenza, perché cambiano i costi, non si trova personale, eccetera. Sicuramente è uno stimolo che noi vogliamo dare come Camera, che rientra nei nostri compiti, promuovere l'economia in tutti i suoi aspetti e lo sviluppo. Io credo che, insomma, che queste imprese, non a caso una ha ricevuto anche il premio Presidente della Repubblica, sia motivo di soddisfazione in un tessuto come il nostro, dove le piccole e le medie imprese la fanno da padrona. Il 90% di circa le imprese in Italia sono piccole e medie imprese. Il Veneto in particolare ha questa sua specificità e questo suo tessuto imprenditoriale che si è sempre dimostrato capace, anche nei momenti di crisi, di poter rispondere con innovazione e ricerca.